Professore, io le volevo chiedere questo, visto che come lei aveva enunciato qualche lezione fa, cioè il primo governo Mussolini nacque nel 22, ma perché il re aveva affidato la guida del governo e poi, nonostante lui avesse una minoranza, e poi la Camera l'ha approvato, gli ha dato la fiducia. Perché lei dice per ristabilire l'ordine nel paese. Qual era il disordine? Diciamo era stato un momento molto difficile, diciamo, della nostra storia nazionale dopo la conclusione della prima guerra mondiale, quindi c'erano tutti quanti i problemi della disoccupazione, il rientro dei soldati dal fronte, quindi c'erano stati anche soprattutto nel biennio 19-20 grandi movimenti sociali, scioperi l'occupazione delle fabbriche, l'occupazione nei campi, quindi c'era stato, diciamo, un vasto movimento popolare che appunto chiedeva lavoro, diritti, e d'altro canto c'era stata la formazione del movimento fascista, che si era caratterizzato fin da subito come un movimento armato che poggiava, diciamo, sulla violenza delle squadre, che diciamo che si era scatenato contro quelli che erano in quel momento gli avversari del fascismo, cioè le organizzazioni operaie, quindi il Partito Socialista prima, quello comunista poi, le organizzazioni sindacali, quindi c'erano stati dei conflitti anche soprattutto nel centro-nord, insomma, dove la lotta sociale era più forte. Diciamo queste squadre avevano, come abbiamo anche visto qui nella nostra zona, avevano proceduto sistematicamente alla distruzione delle sedi, dei partiti avversi, dei sindacati, addirittura dopo le elezioni comunali del 1922 c'era stata un po' in tutta Italia, non solo nelle nostre zone, l'occupazione dei comuni, quindi le violenze contro i sindaci costretti a dimettersi, e quindi c'era diciamo questa fase di grande confusione nel paese, in cui da un lato le forze, chiamiamole così, della sinistra operaia spingevano per una svolta anche rivoluzionaria, perché insomma la formazione del Partito Comunista, il partito rivoluzionario, voleva la rivoluzione, ma anche una forte componente del Partito Socialista voleva avere un cambiamento radicale. Quindi questa grande diciamo confusione che regnava nel paese, che è caratterizzato dalle violenze, di cui diciamo i responsabili maggiori erano proprio le squadre fasciste. E quindi si era arrivati al punto che Mussolini aveva praticamente organizzato assieme ai quadrunghi la marcia su Roma, e il primo ministro aveva chiesto al re lo stato d'assedio, quindi l'autorizzazione a poter utilizzare l'esercito per bloccare le squadre. Però il re non firma questo decreto di stato d'assedio, quindi dà una chiara indicazione che alla fin fine diciamo, il movimento fascista poteva essere inquadrato, quindi poteva essere ingabbiato nella diciamo, democrazia parlamentare liberale, e falliti altri tentativi, quindi il ministro in carica, il ministro dà le dimissioni, e il re affida a Mussolini questo incarico. Appunto l'idea era quella di diciamo, porre fine alle violenze, che erano soprattutto violenze fasciste, dando la responsabilità al loro capo, insomma, no? Di governare il paese, quindi di riportare l'ordine nel paese. E su questa linea si erano un po' accodati anche i partiti che poi dopo voteranno la fiducia a Mussolini, per cui in Parlamento i fascisti erano circa una cinquantina, forse di meno, e il Parlamento era formato da 550 deputati, quindi è chiaro che per un governo Mussolini dovevano votare anche
i rappresentanti degli altri partiti, quindi soprattutto poi dopo votavano i liberali, i popolari, quindi tutte quante le altre formazioni, chiamiamole così, di centrodestra, eccolo, voteranno contrari solamente i socialisti e i comunisti. Perché diciamo l'idea anche di questi partiti, che ovviamente fascisti non erano, era proprio quella di poter inquadrare il fascismo nell'alveo di una destra, chiamiamola parlamentare, quindi riuscire in questo modo a compromettere il fascismo in modo tale da riportare l'ordine nel paese e far ripartire il paese dal disordine in cui si trovava. E quindi aveva non solo votato la fiducia a Mussolini, ma addirittura aveva dato, se vi ricordate, per un anno i pieni poteri al governo Mussolini, per cui Mussolini poteva governare senza dover andare, come si deve fare oggi, in Parlamento a chiedere il voto di fiducia. Quindi per un anno praticamente può governare il paese senza aver problemi di una maggioranza parlamentare che diciamo come fascisti non poteva avere, perché i fascisti erano pochi, insomma, no? E quindi l'obiettivo principale era quello di ristabilire l'ordine sociale, chiamiamolo così, porre fine agli scioperi, porre fine alle violenze politiche. Però, come abbiamo visto anche l'altra volta, questa richiesta di ordine sociale viene intesa dal nuovo governo Mussolini come repressione di quanti non erano favorevoli a quel governo. Infatti avevamo visto anche l'altra volta che oltre alle violenze squadriste che continuavano ad esserci, nonostante avevamo anche detto che era stata costituita la milizia volontaria sicurezza nazionale, quindi era una milizia di partito che aveva giurato fedeltà a Mussolini, non al re, quindi era diciamo una milizia di partito che praticamente veniva riconosciuta come forza dello Stato e che praticamente inquadrava quegli stessi squadristi che fino al giorno prima avevano commesso violenze in tutto il paese. Quindi, oltre alle violenze fasciste, abbiamo visto ci fu una forte repressione da parte degli organi dello Stato. Quindi Mussolini si mantiene l'incarico di ministro degli interni, quindi già aveva sotto mano il controllo dell'ordine pubblico, e nomina capo della polizia Emilio De Bono, che era stato uno dei quadrumviri che aveva diretto la marcia su Roma, quindi un fascista di provata esperienza. E quindi saranno proprio le forze dell'ordine, la magistratura, quindi prima le forze dell'ordine che arresteranno tutti i principali esponenti dei partiti, soprattutto socialisti e comunisti. L'intero gruppo dirigente comunista si trova in carcere già all'inizio del 1923. Vengono arrestati anche i militanti di base, quindi la magistratura poi dopo farà i processi e condannerà queste persone perlomeno appunto perché contrari all'ordine stabilito. Quindi ci sarà questa repressione da parte degli organi dello Stato, che poi dopo si riporterà anche nel mondo del lavoro, perché diciamo in molte fabbriche si procederà al licenziamento dei lavoratori più impegnati nel sindacato, quindi quelli un po' più protestatari, e quindi ci sarà fra la fine del 22 e i primi mesi del 23 una reazione tale per cui di fatto possiamo dire che già all'inizio del 1923 non esiste più margine legale per i partiti non fascisti di poter muoversi liberamente, insomma, perché alla fin fine non c'erano più spazi legali, non erano ancora messi fuori legge, però di fatto vuoi le violenze delle squadre, vuoi la repressione delle forze dell'ordine, impediva diciamo, a chi non
seguiva, non approvava questo nuovo governo che si era venuto a costituire, veniva in un certo qual modo perseguitato. Ed è quello appunto il ragionamento che volevo fare introducendo quella che doveva essere oggi un po' la lezione. Diciamo, questa repressione che avviene un po' in tutto il paese, avevamo già visto, era già avvenuta anche qui nelle nostre terre, laddove praticamente già all'inizio del 1923 i vari partiti si erano sciolti, addirittura il Partito Popolare aveva sciolto il suo comitato provinciale, i socialisti praticamente avevano chiuso tutte le sezioni del partito e diciamo l'unico movimento partito non governativo, fra virgolette, erano nel nostro territorio, erano rimasti i comunisti che si stavano organizzando in forma semiclandestina, quindi cominciavano a darsi una struttura che potesse resistere e quindi a lungo e quindi sopravvivere anche a repressioni più violente o più lunghe. E un aspetto da sottolineare, ve lo ricorderete, a cavallo della marcia su Roma, se vi ricordate, prima della marcia su Roma diverse amministrazioni comunali vengono sciolte con la forza, molti comuni vengono occupati dalle squadre fasciste, i sindaci e i consiglieri comunali minacciati, costretti a dare le dimissioni e quindi l'intervento dei prefetti che sceglieva le amministrazioni comunali e metteva alla guida dei comuni i commissari prefettizi. Questo avveniva prima della marcia su Roma, avverrà poi nei giorni successivi la marcia su Roma, quando verranno sciolte tutte le amministrazioni socialiste e comuniste del Goriziano, che erano la maggioranza, e nella primavera del 23 vengono sciolte anche tutte le amministrazioni popolari, quindi quelle che erano state elette dal Partito Popolare, erede del movimento cattolico di Monsignor Faidutti. Di fatto rimanevano in attività solamente quelle amministrazioni comunali che erano state elette nel 22, appunto, da noi le elezioni avvengono nel 1922, erano state elette nel 1922 nel blocco nazionale. Il blocco nazionale comprendeva una serie di partiti, dai liberali ai fascisti, che avevano conquistato alcune amministrazioni comunali di queste terre. Quindi praticamente rimanevano in carica queste. Oppure erano rimasti in carica anche alcune amministrazioni, e questo è un fatto interessante, alcune amministrazioni rette dal Partito Popolare, che accettano di adeguarsi ai nuovi orientamenti governativi. Che cosa è successo? Cito alcuni casi. Per esempio il comune di Versa, un piccolo comune a pochi chilometri da Gradisca, tutti i consiglieri comunali della lista popolare si iscrivono al Partito Nazionale Fascista, per cui praticamente il comune di Versa, pur essendo diciamo retto da una maggioranza del Partito Popolare, può rimanere in carica. Altrettanto avviene nel comune di Farra. Farra è anche lì, diciamo, proprio ai confini con il comune di Gradisca di Sonzo. Nel comune di Farra addirittura il sindaco Ferruccio Castellan passa al fascismo, addirittura viene eletto segretario del fascio di Farra, per cui la sua amministrazione, pur essendo un'amministrazione popolare, del Partito Popolare, passa in blocco al partito fascista, e la stessa cosa avviene a Romans, un altro comune diciamo alla periferia di Gradisca, dove anche il sindaco Severino Valdemarin passa al partito fascista, e quindi anche l'amministrazione di Romans praticamente può continuare ad operare. Che cosa succede in tutti quanti questi comuni? Nella stragrande maggioranza dei comuni, quindi non solo quelli della zona italiana, ma anche di quella slovena, dove erano stati sciolti non dall'intervento delle squadre, ma dall'intervento dei prefetti, che aveva
sciolto le amministrazioni comunali slovene della provincia e quindi imposto i commissari prefettizi anche a quei comuni. Che cosa succede? Che in base alla legge elettorale, come avviene oggi del resto, dopo un certo periodo di mesi, il commissario prefettizio mette le cose a posto, diciamolo così come avviene oggi, e quindi pone le basi per un rinnovo delle amministrazioni. E invece queste amministrazioni comunali sciolte nell'autunno del 1922 andranno a votare solamente quasi 2 anni dopo, nel 1924. Perché questo? Questo è anche un fatto interessante, perché all'interno dei fasci di combattimento si sviluppa quello che storicamente viene chiamato il beghismo, cioè all'interno di questi fasci avvengono delle lotte di potere, perché a questo punto si trattava di scegliere gli amministratori che avrebbero dovuto essere presentati nelle liste elettorali, e quindi all'interno dei vari fasci ci sono le varie fazioni che spingono da una parte o dall'altra. Quindi ci sono queste lotte intestine che per quasi 2 anni impediscono ai prefetti di mandare alle elezioni questi comuni che erano stati sciolti e che venivano retti dai commissari prefettizi. E i contrasti avvenivano e avverranno per tutto il ventennio in queste nostre terre, quindi dei contrasti un po' particolari, perché noi siamo una terra particolare che ha avuto una storia particolare. Sostanzialmente per un ventennio ci saranno 2 gruppi principali all'interno dei vari fasci di combattimento che si confronteranno, si scontreranno appunto. E in pratica da un lato c'erano quelli che chiameremmo i fascisti della prima ora, quindi gli squadristi, quelli che avevano dato una mano decisiva nella presa del potere con la forza delle squadre, ed erano in genere, non dico tutti, ma comunque in larga parte fascisti che provenivano dalle vecchie province, quindi fascisti immigrati nel Goriziano. Dall'altra parte ci stavano i fascisti locali che erano arrivati un po' dopo il fascismo, quelli che potremmo considerare oggi i maggiorenti del paese, no? Quindi il medico, il farmacista, il bottegaio, il professionista, che erano arrivati magari dopo al fascismo, ma erano soprattutto persone locali, e quindi c'è questo confronto, ci sarà sempre questo confronto fra queste 2 componenti. La componente squadrista, che imputerà ai fascisti locali di essere arrivati quando ormai il fascismo aveva già preso il potere, venivano accusati di non essere bravi italiani perché ancora legati al passato austro-ungarico, molti erano stati anche amministratori nei comuni nel periodo asburgico, erano quelli che si opponevano all'italianizzazione forzata delle istituzioni austro-ungariche, quindi quelli che si battevano ancora per le autonomie comunali, quindi avevano delle visioni politiche diverse. D'altro canto i nuovi arrivati, quindi i fascisti della prima ora, venivano accusati dai locali di essere degli arrivisti, di aver occupato, di essere venuti in queste terre per occupare i posti pubblici migliori, quindi c'era questo contrasto fra queste 2 componenti. E queste 2 componenti di fatto ritardano le elezioni per il rinnovo delle amministrazioni comunali. E queste potranno avvenire solamente nell'aprile del 1924, nella primavera del 24, però avvengono in un contesto politico che è profondamente cambiato, come dicevo prima.
per cui di fatto non esistono partiti organizzati sul territorio in grado di presentare delle liste comunali. Per cui che cosa succede in tutti quanti questi comuni che vanno al voto nella primavera del 24? Che i fasci di combattimento locali presentano 2 liste di candidati. Allora, faccio un passo indietro dicendo che la legge elettorale prevedeva che il partito che otteneva più voti, o il gruppo che si presentava che otteneva più voti, avrebbe ottenuto la maggioranza all'interno del Consiglio Comunale, quindi la maggioranza dei consiglieri, mentre il secondo partito avrebbe ottenuto la minoranza. Facciamo un esempio, un comune come quello di Cormonse, che aveva 20 consiglieri comunali, 16 venivano eletti dalla lista che otteneva più voti, 4 venivano eletti dalla lista che ne otteneva di meno. Se c'era una terza lista, quella non prendeva niente, perché erano previste solamente 2 gruppi consigliari, uno di maggioranza e uno di minoranza. Siccome di fatto nessun partito era in grado di poter presentare delle liste, oppure venivano, laddove era ancora possibile, venivano minacciati gli eventuali candidati consiglieri, di fatto i fasci presentano in ogni comune 2 liste, una di maggioranza e una di minoranza, e danno precise disposizioni agli elettori di votare in un seggio per la lista di maggioranza, nell'altro seggio per quella di minoranza, in modo tale che entrambe le liste potessero avere un numero discreto di voti, e quindi il giorno delle elezioni verranno mobilitate le squadre fasciste che, diciamo, imporranno alla gente di andare a votare, e quindi di fatto il risultato quale sarà? Che in tutti i comuni in cui si va a votare nel 24 verranno eletti sia in maggioranza che in minoranza 2 liste fasciste, quindi tutti i comuni verranno diciamo retti da esponenti del partito fascista. Ci sarà solamente un caso nella parte italiana della provincia, San Canzian d'Isonzo, dove si riuscirà, diciamo, si formerà una lista veniva chiamata proletaria perché era formata da esponenti comunisti, socialisti e di altri partiti, ma anche questa lista, vuoi per le minacce, non riuscirà a conquistare nemmeno la minoranza in Consiglio Comunale. E la stessa cosa avverrà anche in alcuni paesi sloveni in cui verranno fatte le elezioni, in cui per tutte quante queste ragioni di cui parlavo prima, nessuna lista slovena che viene presentata, vuoi per le violenze, per i brogli, cioè, nessuna riesce ad ottenere nemmeno la minoranza. Per cui anche in quei pochi comuni in cui si vota anche nella parte slovena della provincia, anche lì vengono elette 2 liste di candidati che sono tutte e 2 espressioni del partito fascista. Quindi di fatto nel 24 tutte le amministrazioni comunali del Goriziano o sono rette da giunte e quindi da sindaci espressioni del partito fascista, oppure, come la stragrande maggioranza dei comuni sloveni, sono rette da commissari prefettizi. Quindi la situazione è questa. Naturalmente, non so se sono stato chiaro fino a questo punto. Ma quindi non era un problema amministrativo, è un problema politico, perché essendo un sistema maggioritario, in ogni caso avrebbero governato i fascisti, no? Anche con un'opposizione non fascista. Quindi è un problema politico che amministrativo, cioè per far figurare che tutti erano fascisti in qualche modo, che c'era questa adesione massiccia al fascismo. Sì, poteva essere anche così interpretato, però di fatto il problema era che nessun partito ha più la forza di presentare una propria lista, perché alcuni, come dicevo, se ne sono andati dal paese, altri sono emigrati, alcuni hanno paura, quindi di fatto, siccome la legge prevedeva una maggioranza e una minoranza,
a questo punto il partito fascista, che era l'unico che poteva presentare candidati, presenta sia questo che quello, insomma, sia per la maggioranza che per la minoranza. Per cui a questo punto si può effettivamente dire che nei comuni tutti erano fascisti, insomma, no? Tutti erano stati eletti nella lista. Politico che amministrativo come problema. Però questa situazione dura poco. Perché? Perché il fascismo tende a... uno degli obiettivi del fascismo è quello di sciogliere le assemblee elettive e di nominare gli amministratori. Tra parentesi c'è da dire che già nel 26 il partito fascista aveva modificato il proprio statuto, siamo già un po' avanti, ma per capirci, in cui era stato scritto che per statuto tutti gli incarichi di partito, del partito fascista, non sarebbero più stati elettivi, ma sarebbero solo stati di nomina superiore, perché fino a quel momento lì, non so, il segretario del fascio veniva eletto dall'assemblea degli iscritti. A partire dal 26 il segretario del fascio non verrà più eletto dall'assemblea degli iscritti, ma verrà eletto dal superiore, quindi dal segretario della provincia, dal segretario della federazione provinciale, il quale non verrà più eletto dai segretari delle sezioni, ma direttamente dal segretario nazionale. Quindi, diciamo, si realizza quello che era lo Stato che si voleva costruire, lo Stato gerarchico, dal superiore all'inferiore. E quindi uno degli obiettivi del fascismo appunto è quello di sciogliere le assemblee elettive, quindi i consigli comunali. Che cosa viene fatto? Appunto dicevo, questa situazione dei sindaci fascisti dura 1 anno e mezzo, perché il 4 febbraio del 1926 viene votato una riforma delle amministrazioni comunali che si riferiva ai comuni con meno di 5.000 abitanti, quindi i comuni più piccoli, in cui viene istituito il podestà e la consulta municipale. Allora, e naturalmente pochi mesi dopo, nel settembre del 26, questa legge viene estesa anche ai comuni più grandi, quindi praticamente in tutti i comuni nel 1926 viene imposta la figura del podestà e della consulta municipale. Quindi vengono sciolti i consigli comunali, vengono, fra virgolette, licenziati i sindaci e al posto degli organi elettivi viene nominato il podestà. Il podestà veniva nominato dal prefetto, quindi era il prefetto che nominava il podestà del comune, che quindi assumeva le funzioni del sindaco precedente e della giunta comunale precedente. Il podestà durava in carica 5 anni, però poteva essere confermato alla fine dei 5 anni per altri 5, ma poteva essere sospeso, licenziato in qualsiasi momento dal prefetto. Quindi era il prefetto che decideva chi doveva essere il podestà e se doveva essere riconfermato oppure licenziato prima del tempo. A seconda della dimensione dei comuni, il podestà poteva avere un vicepodestà o 2 vicepodestà, questo dipendeva dalla grandezza dei comuni. Anche questi naturalmente nominati dall'alto, quindi dal prefetto. E in ogni comune vengono istituite le consulte municipali, che praticamente svolgevano il ruolo di consiglio comunale, erano formate a seconda della grandezza dei comuni da 6 a 8 persone, dipendeva un po' dalle dimensioni del comune. Ed erano anche queste nominate dal prefetto e, come dice lo stesso nome, erano consulte, cioè
avevano il potere non di decidere, ma di dare consigli al podestà, il quale poteva prenderli in considerazione o meno, cioè praticamente il podestà era quello che decideva, però si avvaleva sia del vice podestà, quando era assente, e anche di queste consulte, che però non avevano il potere reale, insomma, cioè erano delle consulte. E, naturalmente non è che il prefetto scegliesse a caso questi podestà, perché sostanzialmente chi decideva la nomina di questi podestà era il segretario della Federazione Provinciale Fascista, che attraverso i fasci locali diciamo, individuava i nomi di coloro che dovevano essere gli amministratori di quel comune, e quindi praticamente il segretario del fascio locale in accordo con quello federale proponeva il nome del podestà, e poi dopo il podestà veniva in genere nominato dal prefetto. Consultando gli archivi, insomma, no? È interessante notare che i prefetti, prima di nominare queste persone alla carica di podestà o di consiglieri o di consultori comunali, facevano delle indagini, e queste indagini venivano svolte in genere dai carabinieri. Ed è veramente molto interessante diciamo, leggere questi verbali che i carabinieri stilavano sulle proposte dei vari fasci e della segreteria provinciale riguardo i nuovi amministratori, perché effettivamente i carabinieri raccontavano, cioè facevano il quadro completo della persona. E, insomma, si andava a scavare anche negli affari privati, nelle amanti segrete, nel vizio del gioco, quindi ci sono veramente, sono interessanti questi rapporti perché danno uno spaccato tante volte, podestà che venivano proposti che secondo i carabinieri erano inadatti a svolgere quel ruolo perché privi di cultura, privi di un titolo di studio, incapaci quindi di amministrare il loro comune. Quindi diciamo erano dei dati effettivamente importanti, interessanti da conoscere. Comunque diciamo che in genere il prefetto si atteneva a quelle che erano le indicazioni che arrivavano dalla Federazione Provinciale Fascista, e quindi nominava quasi sempre colui che veniva indicato quale podestà o la composizione della consulta comunale. Quindi questo è il primo passo, quindi, infatti, per l'abolizione delle cariche elettive. Quindi si comincerà dai comuni, dopodiché si passerà anche al Parlamento, per cui vedremo che pian piano, lo vedremo magari in tempi successivi, verrà introdotto diciamo, il diritto per censo prima, poi dopo si arriverà nel 1939 all'abolizione proprio del diritto di voto. Per cui le ultime elezioni, l'ultimo plebiscito, quello del 1934, sarà l'ultimo in cui i cittadini saranno chiamati a votare per il Parlamento, perché nel 1939 il Parlamento verrà eletto, no, verrà nominato dall'alto. Vedo che Nando Sottile ha alzato la mano. Sì, scusi professore, volevo chiedere una cosa, visto l'enorme importanza che hanno i prefetti in questa stabilizzazione del fascismo, no? Mi chiedo, questi prefetti, c'è stato uno spoil system dal 22 in poi, oppure erano i prefetti anche di nomina così reggia, erano fedeli, diciamo così, alla monarchia, o perché devono essere tutti orientati verso il nuovo partito fascista, ecco? Perché a quanto pare effettivamente
hanno un ruolo importante a quello che ha detto lei nell'organizzazione, perché decidono loro tutto. Allora, voglio dire, questi qua avevano tutti la stessa fascista in testa, l'hanno preso per eredità, cioè come sono arrivati ad avere questo potere, chi li nominava e se erano in buona o in cattiva fede, ecco. Ma intanto va detto che diciamo, sì, erano prefetti tutti nominati prima della presa del potere da parte di Mussolini, quindi erano prefetti monarchici, chiamiamolo così, però erano fedeli servitori dello Stato, per cui il governo Mussolini era il governo dello Stato italiano, quindi le direttive che arrivavano da quel governo erano quelle che i prefetti poi dopo dovevano mettere in pratica, perché il prefetto è un funzionario dello Stato che riceve gli ordini superiori e quindi esegue, insomma, chiamiamolo così in maniera molto sintetica, no? Per cui diciamo siamo ancora in una fase in cui i prefetti erano quelli dell'epoca prefascista, no? Diciamo che dopo, con l'avvento al potere di Mussolini, con il fatto che comunque lui avesse detenuto diciamo, il Ministero degli Interni, e quindi poi dopo, a partire dal 22 in poi, ci sarà anche una sostituzione dei prefetti. Per esempio, il prefetto di Udine, del periodo di cui stiamo parlando, era Piero Pisenti, e Piero Pisenti era nel 21-22 il segretario della federazione fascista di Udine, che viene nominato prefetto con il governo Mussolini, quindi già si cominciano a inserire nella struttura dello Stato uomini fedeli che poi dopo portano alle estreme conseguenze le direttive del governo. Comunque, diciamo, in genere anche oggi, diciamo, il prefetto è quello che esegue, diciamo, sempre fra virgolette, che ha delle direttive da parte del governo e quindi esegue quelle direttive. E quindi il passaggio da un governo liberale fino al 22 a un governo di, chiamiamolo non dico di unità nazionale perché non era così, ma un governo formato da più gruppi politici, diciamo, la differenza era minima, appunto perché le direttive poi dopo venivano date dal nuovo governo a cui i prefetti dovevano sottostare, cioè questo era un po' il concetto. Comunque, a partire da quella data ci sarà anche una scelta di prefetti di un certo tipo, come avviene del resto oggi, perché anche oggi cioè anche il governo anche oggi indica, no? Sceglie, mette nel posto giusto il prefetto giusto, quello che si ritiene sia più ubbidiente rispetto alle direttive che avvengono, no? Per cui sì, il prefetto era un funzionario dello Stato alla fin fine, no? Lo Stato in quel momento era rappresentato da quel governo lì che aveva dato quelle direttive lì e quindi quelle dovevano essere perseguite, insomma, no? Fedeli servitori dello Stato, insomma, no? Sì, quindi c'è da dire che i sindaci e i consigli comunali verranno ripristinati solamente dopo la seconda guerra mondiale, perché già, ecco, per concludere questo ragionamento, già ancora nel corso della guerra, con il governo del CLN, come liberazione nazionale, nell'aprile del 1944 viene approvato un decreto che diciamo un decreto che impone delle norme transitorie per il passaggio alle nuove amministrazioni comunali. Quindi viene, diciamo, abolita la figura del podestà, viene ripresa la figura del sindaco e del consiglio comunale. Solo che nella parte dell'Italia liberata, quindi diciamo man mano che avveniva la liberazione, quindi il sindaco, il podestà veniva sostituito, che naturalmente era di nomina fascista, veniva sostituito con un sindaco
che veniva però nominato, anche in questo caso, chiaramente perché non c'erano elezioni, veniva nominato dai comitati di liberazione nazionale locali, quindi il Comitato di liberazione di Roma nominava il sindaco che provvisoriamente doveva governare la città. E si dovrà attendere il gennaio del 46 in cui verrà approvata una nuova legge sulle amministrazioni comunali che ripristinava il consiglio comunale, quindi i cittadini andavano a votare per eleggere i consiglieri comunali, che come avveniva fino a 20 anni fa, a propria volta eleggevano il sindaco. Oggi noi siamo abituati ad eleggere il sindaco che ha una lista di consiglieri comunali. Quella volta invece fino al 92, 93, no, 1990, lì attorno, quindi stiamo parlando di circa quasi 30 anni, fino a 30 anni fa, i cittadini votavano per una lista di partito, votavano le preferenze, quindi venivano eletti i candidati che ottenevano in quelle liste le maggiori preferenze, e all'interno del consiglio comunale veniva eletto il sindaco e la giunta comunale. Quindi diciamo in pratica nel 46 viene diciamo riapprovato un decreto legge che prevede l'elezione del consiglio comunale e l'elezione del sindaco da parte dei consiglieri comunali. Quindi dopodiché la legge è stata modificata, adesso eleggiamo direttamente il sindaco, perché poi dopo nei decenni del secondo dopoguerra era possibile cambiare il sindaco durante una stessa legislatura, per cui magari cambiava la maggioranza in consiglio comunale, il sindaco eletto per la prima volta veniva eletto un altro, insomma, no? Quindi, mentre adesso questo non è possibile, perché se il sindaco attuale dà le dimissioni, vuoi per qualsiasi, perché è messo in minoranza, perché non vuole, oppure perché gli succede, in pratica il consiglio comunale non può eleggere un altro sindaco, ma si va allo scioglimento dei comuni e quindi all'elezione di un nuovo sindaco, quindi non è possibile cambiare il sindaco in corso d'opera. Questo valeva fino, io ricordo, i primi anni 90, insomma, in cui c'era ancora questa legge elettorale. La stessa cosa avviene per le amministrazioni provinciali. Anche qui la nostra storia è un po' diversa, perché le amministrazioni, cioè le province sostanzialmente nascono ancora ai tempi del Regno di Sardegna, perché già nel Regno di Sardegna lo Stato era diviso in Stato, province e comuni. E le prime elezioni provinciali, ecco, giusto così per dire, avvengono il 15 gennaio del 1860 nel Regno di Sardegna, quando cioè il Regno di Sardegna era formato da Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta. 1860 è l'anno dell'impresa dei 1000, quindi giusto per intenderci. Subito dopo, praticamente con il 61, quindi con l'Unità d'Italia, anche in tutto il resto del paese la suddivisione è Stato, provincia e comuni, non ci sono le regioni. Prima della guerra, prima dello scoppio della prima guerra mondiale, proprio quando primo ministro era Giolitti, viene introdotto il suffragio universale, maschile naturalmente, e viene fatta una nuova legge che riguarda l'elezione del consiglio provinciale. Mi ero dimenticato di dire che negli anni precedenti i consigli provinciali venivano eletti naturalmente venivano eletti con voto censuario, quindi votava solamente una piccola parte della popolazione. Con il 1914, quando viene approvata questa legge di Giolitti, viene introdotto il concetto del suffragio universale maschile, per cui
nel giugno del 14, addirittura il 28 giugno, che è il giorno stesso in cui c'è l'attentato di Sarajevo, quindi quello stesso giorno, si tengono in Italia le elezioni per i consigli provinciali e per i principali comuni con il nuovo sistema del suffragio universale maschile. Quindi in pratica le province si costituiscono sostanzialmente con questo nuovo sistema e quindi che prevedeva l'elezione del Consiglio provinciale. Quindi in epoca fascista, in pratica, che cosa succede? Che dopo i comuni vengono sciolte anche le amministrazioni provinciali elette, quindi le amministrazioni provinciali elettive. E il presidente del Consiglio provinciale viene sostituito con un'altra figura, si chiamava preside. Ecco, anche il preside era praticamente, chiamiamolo così, una specie di potestà per quanto riguarda la provincia, che si faceva sostenere da un rettorato formato da più persone, dipendeva appunto dalla grandezza della provincia stessa. E che cosa succedeva? Che i presidi venivano venivano nominati con un decreto reale, quindi dal governo praticamente, mentre i rettori venivano nominati dai prefetti, quindi c'era una discordanza. Mentre la principale figura veniva nominata con decreto ministeriale, i componenti di questo rettore, di questa specie di giunta provinciale, venivano nominati dal prefetto, ed era una contraddizione che Mussolini risolverà nel 1943 con la Costituzione della Repubblica Sociale Italiana, quando deciderà di nominare il prefetto di quella provincia anche rettore dell'amministrazione provinciale, per cui dal 43 al 45 nei territori della Repubblica Sociale Italiana il prefetto verrà chiamato infatti capo della provincia, proprio perché era sia prefetto che anche preside dell'amministrazione provinciale. E naturalmente anche le amministrazioni provinciali verranno ripristinate nel secondo dopoguerra, ma con un notevole ritardo, perché mentre nei comuni si voterà già nel 1946, quindi verranno eletti i principali i sindaci in quasi tutti i comuni, per l'elezione dei consigli provinciali si dovrà aspettare quindi 6 anni, perché verranno eletti nel 1951. Perché questo? Perché si stava discutendo della nuova suddivisione dello Stato, perché stavano per essere introdotte le regioni, perché nel dopoguerra, mentre prima del dopoguerra lo Stato era diviso in Stato, province e comuni, nel secondo dopoguerra verranno introdotte le regioni e quindi la suddivisione sarà Stato, regioni, province e comuni. Quindi in attesa della definizione legislativa di tutta quanta questa riorganizzazione amministrativa fatta nel secondo dopoguerra, si voterà per le province appunto nel 1951, quindi nel maggio-giugno in due periodi diversi si voterà praticamente per tutte le province dello Stato. Allora, mi fermo. Ecco, ditemi voi se in questa confusione di cose se sono riuscito a spiegare quello che succede. Di fatto
Quindi si va dal 26 all'abolizione delle amministrazioni comunali, nel 28 anche delle amministrazioni provinciali, e a capo delle varie amministrazioni pubbliche non ci sono più i membri eletti dai cittadini, ma ci sono i podestà e i rettori che vengono nominati dall'alto, quindi dai prefetti, dal decreto regio, eccetera. Quindi i cittadini non votano più per le loro amministrazioni locali. È evidente che questa era una manovra politica in linea con quella che erano le scelte, no, del regime. Ma c'era almeno formalmente qualche spiegazione di questo cambiamento? Cioè il fascismo diceva no, così funziona meglio, oppure indifferente qualcosa? Oppure non se ne parlava per niente, neanche formalmente? Diciamo che è chiaro che con questo sistema si realizza quello che era quello che si voleva, cioè lo Stato gerarchico, per cui chi sta sopra controlla chi sta sotto, per cui se tu che stai sotto podestà non fai quello che dico io che sto sopra, io ti caccio via, perché in pratica uno stava lì proprio perché era stato nominato, quindi dovevi adeguarti a quello che era, e quindi non c'erano altre giustificazioni se non per il fatto che diciamo tutti quanti dovevano disciplinatamente obbedire agli ordini di chi stava sopra. Questo era un po' il meccanismo, e quindi alle scelte partecipavano sempre meno, no? Mussolini era il capo del governo e allo stesso tempo era anche il capo del partito, e quindi era colui che nominava i suoi sottoposti nel governo, ma era anche quello che nominava i suoi sottoposti nel partito. Quindi il segretario del partito fascista veniva nominato direttamente da Mussolini, come Mussolini nominava i propri ministri. Quindi in pratica, man mano che si saliva nella scala gerarchica, lì si comandava, chi stava sotto doveva ubbidire se voleva rimanere, se no veniva tagliato fuori. Guardi, mi è rimasta una curiosità, poiché il prefetto all'epoca veniva confermato dalla vecchia posizione strutturale, teneva conto in qualche modo dei rapporti che facevano i carabinieri sul podestà o sulla giunta o sulla consulta comunale, oppure era incanalato nel sistema di obbedisco e taccio? No, a dire il vero, almeno da alcuni documenti che ho visto io, che ho avuto la possibilità di confermare, effettivamente in qualche caso, proprio di fronte all'ovvietà di questi rapporti dei carabinieri che esprimevano, cioè no, i carabinieri non esprimevano giudizi, però descrivevano con particolari attenzioni le caratteristiche di questi candidati podestà, che tante volte effettivamente si capiva benissimo che non erano in grado di poter e talvolta effettivamente il prefetto aveva questa capacità di intervenire sul segretario provinciale del fascio, che insomma talvolta anche riusciva a far cambiare idea, perché effettivamente il prefetto aveva anche la responsabilità di chi nominava. No, non è che diceva ma me l'ha detto il segretario provinciale del partito, no, doveva essere anche lui conseguente, perché lui era un funzionario dello Stato, anche se lo Stato si identificava con il fascismo, no, nel ventennio. Quindi ci furono anche momenti in cui le tensioni fra prefetti e segretari provinciali erano abbastanza tese, tanto che talvolta vuoi il prefetto o vuoi il segretario federale venivano promossi e mandati da un'altra parte, perché questo era poi quando si capiva che i rapporti non funzionavano, si spostava l'uno o l'altro, addirittura tutti e due, come successe anche in provincia di Gorizia. Sì, ma è chiaro, perché per fare carriera
ovviamente bisognava avere la testa del partito, bisognava anche la carriera militare, anche ovunque, insomma, no? Bisognava adeguarsi, era inevitabile. E tra parentesi, non solo, ma soprattutto per partecipare ai concorsi pubblici, ad un certo punto viene inserita proprio la norma per cui solo un iscritto poteva partecipare al concorso pubblico per l'insegnamento nella scuola. Ecco, faccio un esempio.